abbiamo sofferto tanti anni, abbiamo gioito quest'anno ed è una gioia per tutto il nostro paese incredibile, è una cosa che non ti so manco spiegare. Sono 10 anni che lo seguo, quindi per noi è una grande vittoria. Sì, se la partita non conta un cazzo, siamo sempre al bar. Esistono luoghi dove il silenzio delle colline è spezzato da un grido di pura passione. A Ossi, poco più di 5.000 anime nel cuore del Nord Sardegna, il calcio non è mai stato soltanto un gioco. È il sangue che scorre nelle vene, l'identità di una comunità che sa cosa significa non mollare mai. 19 aprile 2026, una data incisa nel granito. Al fischio finale contro la Ferrini, il comunale Walter Frau è una polveriera d'attesa. Il 3-1 sul campo è solo metà dell'opera. Gli sguardi sono fissi sugli schermi degli smartphone che raccontano quanto accade a Villa Simius. Alle 18.01 ecco il boato che squarcia il cielo, l'annuncio che cambia il destino. L'Ossese vola in Serie D per la prima volta da sempre. Non chiamatela solo stagione perfetta, questi sono i numeri di un'autentica impresa, guidati dal temperamento di Mister Cotroneo, trascinati dai gol di un implacabile Blas Dante Tapparello, sostenuti da una dirigenza visionaria e coesa, da un insolito, per la categoria, caldo, appassionato gruppo di tifosi organizzati. In 8 mesi i bianconeri hanno annichilito ogni avversario, miglior attacco, miglior difesa. Con Matteo Grande, tifoso dell'Ossese. Matteo, questo immagino sia l'ultimo chilometro che farete quest'anno, un viaggio infinito per voi a seguito dell'Ossese, la più grande soddisfazione possibile. Guarda, ti giuro che i chilometri quest'anno sono stati indecifrabili perché ne abbiamo macinato tantissimi, abbiamo sofferto tanti anni, abbiamo gioito quest'anno ed è una gioia per tutto il nostro paese incredibile, è una cosa che non ti so manco spiegare a parole, bellissimo. Con il gruppo Staffette vi abbiamo sempre visto in prima linea a seguito dell'Ossese, dall'inizio dell'anno sono iniziati i cori Portaci in Serie D e finalmente è successo. Ti dico che io ero anche un ex giocatore, poi per motivi lavorativi non sono più riuscito a giocare in questa squadra, però io sono Dio, dai 5 anni faccio giovanili eccetera, è una gioia che non ti so spiegare, bellissima. Ce l'abbiamo fatta, meritata dopo tanti anni che ci abbiamo provato e non so cosa dirti, un'emozione troppo grande. Un grazie a tutti il gruppo, a Carlo Mentassi che è l'artefice di questo sogno che abbiamo creato e andiamo in Serie D per la prima volta. Forse è il momento più alto dello sport a Ossi. Sì, assolutamente. È impensabile un paese di 5.000 abitanti, forse c'è riuscita solo lui qualche anno fa e abbiamo replicato e speriamo di onorare tutto questo che si viene nel migliore dei modi. Siamo felicissimi. Grazie mille. Gianni, è l'ultima trasferta di quest'anno, voi siete dappertutto, adesso però come già ci ha detto Antonella bisogna alzare il livello. Sì, ma siamo già pronti per questo. Siamo andati a Barletta, siamo andati a Civitavecchia, Isernia, in Coppa Italia. Certo che questo è uno step in più anche per noi e siamo contenti e pronti di farlo. Tutte le località che hai nominato hanno portato l'Ossese a un passo da questo sogno, quest'anno invece, quando hai capito che era l'anno giusto? Quest'anno dopo la vittoria col Tempio e 2 domeniche fa quando abbiamo vinto in casa con la Nosei. Quando abbiamo vinto in casa con la Nosei parlavamo degli amici e ho detto domenica prossima andiamo in D e infatti è successo. È successo davvero finalmente. Cosa diciamo a chi dice che l'Ossese era l'eterna seconda? No, non è più l'eterna seconda, l'Ossese è in D ragazzi, è finita l'eterna seconda. L'Ossese è nata in D e tutti quanti se ne sono accorti, grazie a Dio.
Pierpaolo, siamo alla fine del primo tempo di Ossese Calangianus, una partita che per fortuna per l'Ossese non conta più nulla. Non conta un cazzo! Il sogno è già arrivato. Sì, se la partita non conta un cazzo, siamo sempre al bar, non ho visto manco un pallone toccato, però comunque è una partita di festa, ci divertiamo e va bene così. E adesso tocca seguire l'Ossese anche in Serie D. In Serie D facciamo qualche trasferta, a Nave, comunque ci divertiamo, dai. No, è una cosa bella e siamo sempre qua. Con Francesco piccolissimo, tifoso del Ossese. Francesco, è una grande festa oggi per questa promozione. Sì, Sei contento? sì, molto. Che emozione è vedere l'Ossese vincere un campionato? Una bella emozione. Sei pronto per l'anno prossimo? Sarà un campionato difficilissimo. Sì. Grazie, grazie mille. Antonella, c'è un coro per te in questo momento, eppure siamo qua perché l'Ossese ce l'ha fatta davvero. Sì, sono super contenta anche perché appunto come ho raccontato sono 10 anni che lo seguo, quindi per noi è una grande vittoria soprattutto perché sì, lo seguiamo ovunque, quindi dai, l'abbiamo sentita. Una vittoria per tutto il paese, ancor più per voi che non mancate di una trasferta, per non parlare delle partite in casa, siete meravigliosi nel riempire il Walter Frau. L'anno prossimo si alzerà l'asticella, toccherà anche a voi. Sì, esatto, e stiamo già organizzando appunto per le trasferte perché non mancheremo, se è possibile ovviamente, non mancheremo assolutamente, non vediamo l'ora. Grazie mille, grazie gentilissima. Paolo, una stagione infinita anche quest'anno, sembrava che potesse succedere di nuovo la qualunque, invece la forza di questo gruppo da tifoso come l'hai vissuta? Ma guarda, dopo tanti anni il lavoro che ha fatto la società, alla fine tutto il paese è esploso di gioia, quindi per noi è una festa, io faccio parte dello staff degli allenatori, è qualcosa di sensazionale, quindi per noi tutto il paese oggi è venuto qua, quindi è una cosa immensa, non sappiamo manco noi cosa significa questo, perché ancora non sappiamo cos'è la Serie D, poi vedi questi ragazzi qua che ogni domenica vanno in tribuna a sostenere la squadra, è qualcosa di eccezionale, i giocatori indiscutibili, quindi guarda la gente che c'è qua. Questo è tutto. Dietro di noi partita ancora in corso, in realtà però è già festa, è festa che si prolungherà per tutta la notte. Esatto, poi la cosa importante sono i ragazzi che quest'anno hanno dato tanto, vedere anche un ragazzo nostro del settore giovanile che esordisce in prima squadra è qualcosa di eccezionale. Per noi è molto importante questo. Da quanto segui l'Ossese? Sei giovanissimo. Da quando? Da quando te lo ricordi praticamente? Da quando le prime partite che mi hanno portato allo stadio mi sono iniziata a appassionare. Adesso è il momento di essere campioni, sei felice? Sì, tantissimo, soprattutto della conquista della Serie D. Serie D sarà un campionato complicatissimo, sei pronto a seguirlo? Sì. Sì, Non vedi l'ora, immagino. certo. Quanto è stato lungo quest'anno? A un momento sembrava che l'Ossese potesse non farcela, invece bravissimi a portare a casa l'obiettivo. Verrà subito rimontato, io non me l'avrei mai immaginato.
con Gianni Cadoni, presidente della FIGC Sardegna. Presidente, lo stato di salute del calcio dilettantistico sardo in una cornice bellissima che regala Calangianus, l'ultima giornata di eccellenza. Sì, oggi era facile aspettare tanta gente a vedere questa partita, perché chiaramente è l'epilogo finale di un campionato meraviglioso dell'Ossese che ha vinto con merito, per cui complimenti all'Ossese, prossima squadra nel nostro campionato di Serie D. Pubblico delle grandi occasioni oggi, ma veramente il pubblico è ritornato sugli spalti dei campi sardi, per cui questo è una delle gioie personali mie e del nostro comitato regionale. Un campionato di eccellenza che continua a salire di livello, anno dopo anno ci ritroviamo qui con la squadra vincitrice, eppure questo campionato lascia sempre qualcosa di nuovo per gli appassionati, e quello che vediamo oggi è quello che vediamo costantemente su tutti i campi nella riconferma. Ma il merito è dei dirigenti che sono strutturati, dei dirigenti che sono qualificati, delle società che veramente investono sulle squadre. Un campionato molto equilibrato, molto complicato, sino alla fine non si sapeva chi avrebbe potuto tagliare il traguardo per primo. L'Ossese ci è riuscito domenica scorsa e siamo molto felici per loro, chiaramente. Una nuova squadra che si aggiunge, come ha detto lei, alla batteria di squadre sarde che fanno parte della Serie D, molte già salve, altre nel loro percorso, la speranza di vederne sempre di più. Ma i risultati di odierni vedono anche l'Olbia vincitrice, per cui certa dei play-out, e speriamo che possa salvarsi veramente per creare questa pattuglia delle formazioni sarde in Serie D, alla quale si è chiaramente aggiunta l'Ossese, e poi il fatto che non retrocedano le sarde danno un pathos ancora migliore al nostro campionato di eccellenza, di promozione, scusate, perché chiaramente c'è qualche posto in più libero. E ora come federazione bisognerà cercare di dare il massimo supporto a queste formazioni che avranno la fortuna di partecipare a un campionato nazionale per la prima volta addirittura come l'Ossese. Sì, no, sono molto felice per il presidente Mentasti, per tutto lo staff tecnico, lo staff dirigenziale, i ragazzi che sono stati meravigliosi, il pubblico. Ossese è una società che ha superato abbondantemente i 60 anni di storia, e io voglio ricordare, mi fa piacere ricordare anche i dirigenti che hanno contribuito a questi 60 anni, Battista Sana, insomma tanti altri, voglio dire, non li posso nominare tutti, ma sono felice perché è una comunità che gioisce, una comunità che attorno alla squadra di calcio continua a festeggiare e insomma anche a crescere. Per l'Ossese i calciatori Werther Carboni, Antonio Secchi, Bautista Miretti, Diego Di Pietro, Marco Rusu, Riccardo Fancellu, Francesco Mura, Paolo Arca, Andrea Pinas, Momohad Dia, Michele Murru, Lucas Rodriguez, Michele Sulas, Piero Sanna, Bruno Telis, Roberto Scarafoni,
Marcos Mainardi. Thomas Alvarez. Alessandro Mura. E anche l'altro, Alessandro Mura. Alfredo Saba. Alessio Clino. Ador Giugi. Facundo Maitini. Blas Dante Tapparello. E Marco Contini. È il momento dello staff della prima squadra. Francesco Mura. È il momento, come dicevo, dello staff della prima squadra con Davide Capula, Mario Zuri, Riccardo Rassu, Adriano Bachis, Ferdinando Delussu, Angelo Fancellu, e il mister Carlo Cotroneo. I dirigenti dell'Ossese, il presidente onorario Battista Sanna e i vicepresidenti Marco Masia e Vincenzo Dapote. Per concludere questa carrellata, il nostro presidente Carlo Mentasti. E il nostro capitano che alzerà quella coppa al cielo, Alessandro Secchi.
Presidente Mentasti e figlia Vittoria al seguito, questa lettera gigante è il miglior riassunto possibile di una stagione complicatissima che ti ha visto anche obbligato a scelte importanti, eppure è stato l'anno buono. Esatto, è stata una stagione difficilissima sotto certi punti di vista, prendere decisioni importanti. Non è mai facile per mille motivi, però dai, alla fine ci ha dato ragione. Oggi abbiamo questa D in mano che ci dà una soddisfazione immensa, ecco. Un campionato che continua a crescere di livello e il fatto che voi lo portate a casa senza una sconfitta è l'ennesima riprova che sapete come si fa calcio nel dilettantismo in Sardegna. Diciamo che in questi anni abbiamo pianto qualche volta per essere arrivati a 1 centimetro dalla quarta serie nazionale, e quindi invece quest'anno abbiamo raggiunto l'obiettivo che tanto speravamo, un campionato livellatissimo, lo dice anche la classifica di oggi, che ancora i risultati sono tutti incerti, sia per i playoff, per la griglia playoff, per la griglia playout, quindi fondamentalmente è un gran campionato livellato, e questo è un buon spunto per il calcio sardo, per il movimento sardo, ecco. E ora festa e un po' di riposo meritato, poco però, perché non c'è tempo per pensare a quello che verrà. Abbiamo decretato 15 giorni di festa in paese e ancora ci mancano una settimana, quindi continueremo a festeggiare. Oggi un altro passaggio importante, piano piano, ecco. Grazie a voi di Rete Sport, perché io so 11 anni che diciamo che sono nell'Ossese, però sono il grande lavoro fatto da Rete Sport in questi anni, siamo cresciuti quasi insieme, quindi è una grande ispirazione per tutti, ecco. Siamo con Vincenzo D'Apode, presidente dell'Ossese, nel duo con Carlo Mentasti. Presidente, è la fine di un campionato incredibile per l'Ossese, avete anche dovuto, ne abbiamo parlato con Carlo, prendere delle decisioni complicate all'inizio, eppure è qui che sta la differenza, nei dettagli, per arrivare a fare un percorso del genere. Sì, sicuramente è stato un campionato molto equilibrato. Noi purtroppo abbiamo dovuto fare delle decisioni anche impopolari, però alla fine siamo arrivati al nostro obiettivo, che era un obiettivo dichiarato 3 anni fa, e quindi ci è andata bene, adesso ci godiamo ancora un po' questo sogno e dopodiché iniziamo a programmare i prossimi 3 anni dell'Ossese. Isernia, Barletta, ne sto dimenticando certamente qualcuna, siete andati vicinissimi in quante occasioni in questo periodo, eppure è arrivato il momento per voi di affacciarvi alla quarta serie. Sì, diciamo che siamo andati molto vicini, soprattutto con la semifinale di Coppa Italia col Barletta, quell'anno lì siamo arrivati anche a un punto, siamo stati molto vicini, sono 3 anni che comunque siamo al vertice. E quindi per noi questa è una grande soddisfazione, frutto di comunque lavoro e programmazione, quindi non è arrivata per caso, ecco. Presidente, ci ha parlato di 15 giorni di festa, poi bisogna macinare perché la prossima è una stagione storica e lunghissima soprattutto. Sì, allora noi abbiamo iniziato a programmare un po' il futuro dei nostri giovani, che per noi nel prossimo triennio sarà un qualcosa di molto importante. L'abbiamo iniziato a programmare fine febbraio, inizio marzo. Adesso ci godiamo ancora la festa, che faremo una festa al Wartelfrau nel nostro campo il 30, dopodiché inizieremo a programmare la Serie D, che comunque per noi sarà la prima volta, quindi qualche errore lo andremo a commettere, però ci sentiamo molto fiduciosi nel fare questo prossimo triennio, ecco. Presidente, c'è stato un momento della cavalcata di quest'anno in cui hai capito, ecco, è l'anno buono? No, personalmente io l'ho capito ad Iglesias, quando abbiamo fatto quella vittoria ad Iglesias è stato un qualcosa di importante che mi ha dato quella sensazione di potercela fare. Poi la vittoria di Tempio è quella che secondo me ha sancito lo spartiacque per il nostro campionato, ecco. Mister Cotromeo, è una festa che vi siete strameritati, il campionato lo vincete settimana scorsa, eppure questa cornice è meravigliosa. Che stagione è stato, che stagione hai vissuto? Bellissimo, una situazione eccezionale, anche perché avevamo fatto una rincorsa incredibile e quindi poi ci siamo presi il primo posto e l'abbiamo mantenuto. Abbiamo fatto veramente una grande cosa a merito di ragazzi, la società, il TV, il pubblico, una cosa veramente uno spettacolo. Non mi aspettavo così tanto calore, sinceramente. Quando sei arrivato l'Ossese era lontana dal primo
primo posto in classifica, eppure dalla prima volta che ti abbiamo avuto la fortuna di intervistarti ci hai sempre creduto, l'obiettivo è sempre stato quello. Beh, sicuramente, ero venuto in Sardegna con questo obiettivo, la società era ambiziosa come me. E è vero, quando sono arrivato avevamo 7-8 squadre sopra, non è stato facile, però siamo stati bravi, ci abbiamo creduto e penso che ce lo siamo meritato. Chiudere un campionato da imbattuti è qualcosa che non capita tutti i giorni. Chiuderlo poi regalando a questa meravigliosa gente anche una categoria che non hanno mai trovato. Siamo stati miglior difesa, miglior attacco, seconda squadra in Italia, le uniche che non hanno mai perso, abbiamo fatto un grande risultato. E adesso un po' di meritata festa, poi però ci si dovrà sedere per capire cosa fare. Assolutamente sì, adesso ci godiamo il momento e la prossima settimana ci metteremo al tavolino. Grazie mister, congratulazioni. Riccardo Fancello, la tua è una lunga storia con questa maglia, sei andato, sei tornato, che sensazione è esserci finalmente riusciti? Sì, dopo tanti anni sono riuscito a coronare questo sogno di portare l'Ossese in Serie D e da Ossese ne vado molto fiero e finalmente festeggiamo questo traguardo. Ti ricordo assoluto protagonista di quella partita col Barletta che per tanto così non vi ha permesso di coronarlo già al tempo, quel sogno. Oggi cosa vuol dire? Oggi vuol dire tanto perché ci sono stati molti momenti come Barletta, ricordo anche Terni che al 90esimo abbiamo preso il gol che non ci ha concesso la finale playoff nazionale e ora finalmente l'abbiamo vinto sul campo e siamo contenti di questo. Una stagione da imbattuti, cambiando addirittura allenatore, avete avuto la forza mentale per rimanere attaccati. Qual è il segreto di questo gruppo? No, noi come gruppo siamo rimasti sempre uniti a prescindere da tutto. E raggiungere l'imbattibilità stagionale è forse anche più difficile di aver vinto il campionato perché non è da tutti, quindi anche questo è una cosa molto bella. Mattia Gueli, sei stato forse il primo nome che mi viene in mente se penso all'Ossese dell'ultimo quinquennio. Cosa vuol dire riuscire finalmente a vincere questo campionato? È stata lunga, ogni anno provavamo a fare qualcosa di diverso per riuscire a vincerlo, siamo riusciti solo con Coppa Italia, playoff, però alla fine lo step finale era questo, siamo contenti, sapevamo quest'anno all'inizio dell'anno che era l'unico obiettivo e l'unica soluzione, siamo tutti contenti. Avete sentito l'odore del sangue a un certo punto? C'era la sensazione che questo fosse effettivamente l'anno giusto? Sì, guarda, ti ripeto, io non sono mai stato così sicuro ad agosto, da quando abbiamo iniziato, era una cosa che si percepiva, parlavamo tra di noi e ovviamente non ti dico che eravamo sicuri perché non si sa mai, però ci credevamo veramente tanto, anche quando non eravamo nelle prime posizioni, classifica corta, però eravamo sempre lì. A livello personale una stagione magari più particolare delle altre, eppure la volontà, l'impressione, quella che sei sempre lì sul pezzo, la capacità di dare quel che manca a questa squadra. Io sembra una frase fatta, ma a disposizione per qualsiasi cosa, poi uno gioca di più, uno gioca un po' di meno, siamo arrivati all'obiettivo e va benissimo così. Grazie mille Diego Di Pietro ormai è uno specialista di promozioni dall'eccellenza sarda. Quella con l'Ilva è stata lotta serrata, a un certo punto non c'era più quartiere, prima uno poi l'altro, forse uno forse l'altro, alla fine la spunta l'Ossese di Diego Di Pietro. Sì, grazie mille, la verità sono molto contento, sono venuto qua a quello a vincere e la fortuna sta con me, 3 su 3 e niente, speriamo poter continuare così. E adesso festa meritata, il fatto però che avete vinto un campionato dal livello altissimo, perché non perdere nemmeno una partita in questa stagione è sintomo di una squadra che sa esattamente quello che deve fare. Sicuro, come dici tu, quella era la consapevolezza nostra, non eravamo presuntuosi, però consapevoli che la squadra era forte, non volevamo perdere, volevamo restare nella storia di questa città e niente, siamo saliti senza mai perdere una partita, penso che merito doppio. E niente, adesso ci godiamo tutto questo che è unico. Ti ho appena visto andare via da una foto con una colonia argentina praticamente, è stata una stagione che ti ha aiutato sotto quel punto di vista, ti chiedo, avere così tanti compagni della tua nazionalità. Sicuro, alla fine avevamo un gruppo bellissimo, ovviamente tutti, dopo tra argentini ci capiamo di più, abbiamo fatto un gruppo subito e niente, anche quello è la forza nostra, il condividere le cose
come ci portiamo in campo, quindi ha portato anche quello la vittoria. Quest'anno ti è toccato anche essere capitano di questa squadra a fasi alterne, ti chiedo, senti la responsabilità, la senti doppia se ti chiedo se siete riusciti ad arrivare ad un risultato così importante? La verità è che a me non mi importa tanto essere capitano, però se lo sono contento, provo a dare qualcosina in più, sì, la responsabilità sempre della gente che viene fuori, la famiglia che ti accompagna, i tifosi che fanno 100 km per stare con te, quello proviamo a darlo sul campo, però sono felice di essere capitano di una società così storica come lo Sese. Forza Sese! È un dato che sfida la logica, un record che attraversa l'Italia intera. Da Brindisi a Ossi, 0 sconfitte in campionato. Nessuno dalla Serie A all'eccellenza ha saputo piegare questa inesauribile corazzata. Questo, badate, è la storia di chi non ha mai chinato la testa, anche davanti alle delusioni più cocenti. È il sogno che finalmente si fa realtà tra i vicoli del paese, tra le bandiere bianconere che sventano fiere in strada e sui balconi. Perché a Ossi non si è vinto solo un campionato, si è scritto quest'anno uno dei capitoli più genuini e gloriosi dello sport sardo.